Si intitola Pastorale, la personale dell'artista vittoriese Nico Vascellari, ospitata fino al 2 giugno a Palazzo Reale a Milano, nella Sala delle Cariatidi, una grande scultura ambientale in acciaio inossidabile che, adagiata su uno strato di terra, ricopre quasi interamente il pavimento e a intervalli regolari emette uno scoppio fragoroso. Rilascia una pioggia di semi di piante, prima verso l'aria e poi appunto sul terreno. Sono sementi di erbe infestanti, di piante infestanti che solitamente sono estirpate. Queste attecchiscono nel suolo e giorno dopo giorno crescono, dando origine a un ecosistema vivo ed autosufficiente. Un'opera pensata appositamente per la Sala delle Cariatidi, devastata da un bombardamento durante la Seconda Guerra Mondiale e successivamente restaurata con un intervento che ha lasciato volutamente evidenti le ferite delle bombe. Ho pensato dunque ad un'opera che potesse essere un inno non alla guerra, non alla pace, ma alla resistenza, e nulla più che queste piante che tenacemente crescono ovunque, anche negli interstizi di cemento rotto sulle nostre strade. Mi fa pensare appunto che la vita continuerà a resistere e ad esistere. Pastorale è stata pensata dall'artista anche in relazione al luogo dove è nato e cresciuto, Vittorio Veneto, da sempre fonte di ispirazione per Vascellari. Sia per la storia legata alla Prima Guerra Mondiale, sia anche per le montagne e i boschi che circondano Vittorio Veneto e nei quali essenzialmente continuo con la mia ricerca.